Sindaco, riprendono le manifestazioni autunnali anche nel suo comune, ci sono tanti ringraziamenti da fare. Sì, chiaramente ringrazio la Proloco che ha lavorato molto perché sono giorni che lavora, forse qualche mese, per organizzare questa giornata che nonostante la nebbia non mi aspettavo andasse così bene, è piena di gente e ci sono più di 50 postazioni, quindi una piazza molto godibile. Poi ringraziamo sicuramente la nostra protezione civile, perché senza la protezione civile non si potrebbe nemmeno fare, perché loro garantiscono chiaramente che tutto quello che sono le direttive anti-Covid vengano ottemperate. Infatti ho levato adesso la mascherina, ma nel tutto il territorio di questa mostra bisogna metterla. Poi la struttura comunale ovviamente, ma soprattutto i cittadini che sono venuti qui ad ammirare queste bancarelle autunnali verso il Natale, ecco, diciamo che strizzano l'occhio al Natale. Ecco, le faccio una domanda molto difficile e delicata. Questo sarà l'ultimo Natale di Vincenza Scarpa da sindaco. Quali sono le emozioni? Nessuna emozione perché ci sono preparata, è giusto che sia così, con quest'anno completo, il 10° anno di mandato come sindaco, però il nostro gruppo ci sarà ancora, è rappresentato da un'altra persona. Presidente, è tornato Profumi e Sapori d'autunno qui a Susegana, assieme alla Proloco di Susegana, le associazioni, il comune, l'amministrazione comunale, insomma, grande gioia. Sì, grande gioia perché siamo riusciti più di 2 mesi di lavoro di riunire 50 espositori e avere un grosso risultato che in prima pandemia cerchiamo di uscirne fuori tutti quanti insieme con serietà e un buon senso di continuare a fare le manifestazioni che abbiamo sempre fatto. E oggi non mancherà la castagnata. Pomeriggio ci sarà la castagnata per tutti quanti qua al chiosco della Proloco. Speriamo che tutta la gente venga fuori, che il tempo ci dia anche una mano, visto che adesso mi pare che si sia stabilizzato un po' e vediamo la giornata come va e grazie a tutti. Ringrazio tutto il mio direttivo che si è adoperato per questa manifestazione e buona fortuna a tutti. Assessore Zanco, dopo 2 anni ritorna a questa manifestazione autunnale qui in Piazza dei Martiri della Libertà a Susegana, grande l'emozione ovviamente delle associazioni coinvolte e anche una boccata d'ossigeno per la cittadinanza. Sì, è vero, anche le persone stesse ormai stanno aspettando questi eventi, infatti diverse persone che ho incontrato anche questi giorni ci hanno chiesto ma cosa fate, si può venire, chi non può venire. È molto importante anche per la Proloco, che ringrazio insieme a tutti i volontari della protezione civile che hanno prestato il servizio che potete trovare agli accessi, per quanto riescono a fare, perché si impegnano, perché in questi momenti riescono comunque ad aver voglia di fare qualcosa e la voglia c'è ormai perché di riprendere, di fare anche tutti gli espositori, di tornare, infatti sono ben 50 e so che alcuni probabilmente sono anche rimasti fuori perché non c'era più posto, per cui è molto importante sia per il paese che per le persone e anche per chi che ha voglia di ricominciare e di riprendere una vita quantomeno normale. Sì, le nostre associazioni sono molto pronte e hanno tanta voglia di ricominciare e questo è molto bello e noi siamo sempre pronti e disponibili a dargli una mano e a sostenerli per quanto ci è possibile. Poi oggi, non so se avete visto, abbiamo anche il nostro consigliere questa mattina Eric Brino, poi nel pomeriggio arriveranno anche il consigliere Canzian, poi il vice sindaco Petanò e anche tutti gli altri per vendere le noci della Fondazione di Comunità.